deciso di dedicare il volume interamente a lei, effettuando tra l'altro una ricerca approfondita sul carteggio tra la Duse e Rigovolto, che è custodito presso la Fondazione Civile di Venezia, e perché proprio Duse Godo e non Duse d'Annunzio? Perché tutti parlano della Duse, associando ovviamente alla figura di Gabriele D'Annunzio. Su cui tu non hai un bel giudizio, non mi voglio esprimere in tal senso, però visto che ne parlano tutti tanto, ho detto voglio fare un qualcosa di diverso. E quindi mi sono recata presso la Fondazione Civile di Venezia, ho fotocopiato centinaia e centinaia di lettere che i due si sono scritte nell'arco di un triennio e ho iniziato a studiare la loro storia. Una storia meravigliosa, durata circa 10 anni, e nella quale mi sono potuta appunto immergere e quindi conoscere questi due personaggi che erano due personaggi pubblici, ovviamente due VIX diremmo oggi, come erano nella loro intimità. Ed è stata un'emozione straordinaria, intensa, e da lì è nato questo libro, Eleonora Duse il primo amore. In pratica si tratta di una biografia romanzata, ecco, ci tengo a precisare questo perché è stato difficile collegare tutte le parti mancanti. Ovviamente le lettere raccontano una storia, però intervallata da momenti, da pause. ma raccontano anche un'epoca però. E raccontano anche un'epoca soprattutto. E poi sono entrata a far parte del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Eleonora Duse, che è stato istituito dal Ministero della Cultura nel 2024.